Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su Tennis, siamo alla seconda stagione, siamo al torneo Challenger 80 di Lille e siamo al primo turno contro Brent, contro il buon Brent. Contro il bielorusso Brent può essere chissà, non si sa. Vabbè, comunque raga, se vinciamo affrontiamo il greco Craig, speriamo bene, andiamo, siamo a marzo della seconda stagione. Ok ragazzi, stiamo provando una nuova superficie perché non possiamo giocare solo sulla terra, siamo sull'erba, siamo a Lille. Andiamo. C'è tensione ragazzi. Brent ha scelto di ricevere. Possiamo partire, grazie. Vai. Inizia il match, primo turno a Lille. Il suo punto forte. No, attenzione, c'è un piccolo problema, impostazioni qua. Solo servizio, difficoltà pro, vai. Ok. Non cominciamo bene. Punto forte dell'avversario è il servizio. Sappiamo che sull'erba facciamo molta fatica. Oh, brutto errore. Mamma mia che brutto inizio. Mamma mia che brutto inizio di match. L'erba è il punto debole di Veneziano. Calma. Non sto, si vede che da un po' che non gioco. Non sto tirando bene. Buono. Mamma mia che male che sto tirando. Meno male che la sbaglia. Ma non stiamo giocando bene perché non stiamo giocando bene. Bruttissimo, mamma mia, devo riprendere la mano in maniera importante. Devo riprendere la mano, Beppe. Oh. Che culo. Mi brecca subito con un colpo di fortuna incredibile. Mamma mia, fai sull'erba comunque sono veramente, veramente scarso. Buono questo. E riesce comunque a prenderlo. Buono, buono, out. Doveva subito fare il contro break, raga, questo è l'obiettivo. Questo primo turno lì. In una superficie a noi nemica. Però dobbiamo cominciare a giocare anche qua perché sennò... Prova un pallonetto difficile. Infatti la salva. Prova una nuova corta. Mamma mia che scambi. Grandissimo appunto sul pallonetto. Veneziano fa un grandissimo 0-30. Vediamo se adesso Brent proverà il suo servizio favoloso. Delizioso. Delizioso colpo di Veneziano. Sulla carta siamo molto più forti rispetto a Brent. Ok. Dai che possiamo subito fare il contro break. Ancora corta. Buono. Subito 1-1. Hanno veramente depotenziato il servizio. È molto più difficile il servizio. È diventato veramente tosto il servizio. Da bruttissimo doppio fallo. Love 15. Dai, dai, dai. La sbaglia, bravissimo. Va in difficoltà con le palle corte questo. Va in difficoltà con le palle corte. Questo ne... sì. L'ho un po' stracciata qua,
inizio di merda. No, doppio fallo veramente brutto. 15-14. Sul mio servizio sto facendo cagare in sto momento, eh. Può fare il contro Black. Bravo. 2-1 per Brent. Game. Subito game difficile per l'asso italiano, che sull'erba fa tanta fatica. Buono questo, e la salva non so come, ma dopo la mette. Buon giocatore comunque il bielorusso, che probabilmente sulla terra rossa sarebbe già 0-33, cioè 3-0-3-0, ma questa è un'altra storia. Bellissimo ace di Brent. 15-0. Dai veneziano, colpisce il cuore. Dopo una superficie indigesta per veneziano, e si vede. Mamma mia. 30-15 per il bielorusso. Altro errore. 40-15. No, brutti. Mamma mia, che errore. Primo set va a Brent. Finisce qua sul 4-2 con tanta rabbia. Non ho potuto neanche registrare perché mi stavo incazzando da morire. Veramente sull'erba non posso andare per un po'. Purtroppo non va. Quindi stiamo sulla terra rossa, massimo cemento. Veramente incazzato nero. Raga, siamo a Houston e proviamo un torneo veramente difficile, un tour da ATP da 2,50 sull'argilla. Da quello che ho visto c'è anche Goffin nel tabellone, quindi sono veramente dure. Vediamo velocemente le classifiche, siamo a posizione di classifica del 148 con 123 punti. Al comando c'è Djokovic e Goffin, è il sesto del mondo, quindi ragazzi sarebbe bello incontrarla, ma la vedo molto dura. Federer è in caduta libera. Ok raga, per i fognini in salita, bravo. Ok, giochiamo contro il russo Pokrovskaya. Ragazzi, siamo a Houston. Siamo contro il numero 54 del mondo, quindi sarà veramente dura. Sarà veramente un'impresa, raga. Proviamoci. Voglio provare questo miracolo. Come vuole subito fare l'arrogante veneziano. Qua siamo nella mia superficie, però. Questo. Madonna, cosa salva il cube! Mamma mia, che inizio di match. Inizio spaventoso, comunque si vede che veneziano è a più a suo agio qua. Va bene, ok, vince lui lo scambio, ma ci siamo. Guarda come cambia tutto sulla terra. No! Mamma mia, questo è veramente un colpo orrendo. Forse è troppo forte però, Ci ho provato raga, ma forse siamo ancora troppo scarsi per questo genere di match. No, mamma, bruttissimo. Primo game veramente orrendo. Nel senso, ha fatto anche bei colpi, ma
fatto degli errori da dilettante. Ancora errore. 15 love. Ci ho provato, raga, ma sembra un po' dura, se sei addirittura al numero 6 Goffen. Vuol dire che questi tornei qua sono ancora duri per noi. Provo ad attaccare. Ma non può sbagliarle tutte, però, dai. 30 love. Queste sono le cose che non sopporto. Vaffanculo. Sto cercando di attaccarlo. Anche questa! 40 love. Vabbè. Va bene, sto zitto che è meglio. È che hanno depotenziato troppo, cioè troppo difficili i servizi adesso e faccio proprio fatica. Dai. 40, 15. Anche lui è un essere umano. Sto anche rispondendo bene. Questo dei colpi incrociati devastanti. Bravo qua veneziano. Grandissimo colpo con freddezza chirurgica. 40, Come 30. salva un altro. Dai che comunque si vede troppo che sulla terra giochiamo meglio. Proprio l'erba non è il nostro campo. Questo non l'ho proprio preso benissimo. Non sbagliarla. No, mi ha fregato, bravo. No, ma questi errori proprio non li capisco. Avevo regalato il primo set praticamente, che bella. Ok, dai. Non è finito, devo capire sti cazzo di ace, ma per il resto. No, vabbè. Che schifo. Che schifo, che brutta persona che è sto russo. Che folle sto cazzo. Non è impossibile, come tu lo sai. Grandissimo colpo, finalmente è arrivato. 30, 15. Questo gioca tanto da fondo. Bravo il challenger, ma è incredibile come sto sbagliando sti colpi semplici. The ball was called out. Sto sbagliando The colpi server semplicissimi. has 2 challenges remaining. 30 all. Non puoi sbagliarlo. Ciao. 40, 30. Dai, sbaglialo, sbaglialo. Non può prendere, dai. Ok, vinciamo anche noi un game. Non è impossibile come. Non è impossibile. Siamo contro il 54esimo del mondo, ma sulla terra è un'altra cosa. Ciao. Sì. Dai che siamo in fiducia adesso. Dai che siamo in fiducia. Adesso il Kuma in fiducia. Delizioso. No, qua la sbaglio io. Passa. Cosa salva? Non ci credo, l'ho messa dentro, ma cosa ha salvato il russo? Mamma mia. 0-30. Non è finita. No, pensavo fosse fuori.
15-30. Colpi vincenti 4 per il russo, 6 per l'italiano Beleis. 30 all. Questo non ci voleva. Oh, risposta orrenda. 40-30. Peccato perché eravamo 0-30. Set point per il russo. Fortunato anche a trovare tutto nel momento giusto. Questo è un colpo da fenomeno. Adesso ci rischiamo. 2-1, 40-30. Niente da fare. Non è stato. Ci ho provato qua, diciamo. Però troppo forti ancora questi. Fuori. Finisce qua, perdiamo anche questo. Mamma mia ragazzi, non qualcosa di meraviglioso. Raga, proviamo in questo qua, siamo sempre sull'argilla, sulla terra rossa, diciamo Francavilla al mare in Italia, contro un islandese. Voglio assolutamente qua far bene, perché siamo scesi anche di una posizione, comunque ha vinto Ferrer, alla fine c'erano tantissimi campioni nel torneo di Houston che era troppo difficile. Raga, botta l'orgoglio di veneziano, 3-0, andiamo al terzo set. Thank you. Orgoglio puro. Possiamo sfruttare l'inerzia, dai Kuma. 15 love. Sfruttiamo l'inerzia. Questa è casa mia, la terra rossa in un torneo italiano, comunque non impossibile. Bellissimo colpo, delizioso colpo di veneziano. 30 love. Che sboccio, ciao. Colpo spettacolare di Araujo. Qua però il Kuma ma porco. 30 love. Mamma mia che nervoso che sono, fioi, ve lo giuro. Buono. 40-30. Questa la vinciamo, punto. Brutta. Ma sti doppi falli inesistenti, che fastidio. Ennesimo errore di veneziano, subito breccata. Già finito il magic moment, molto bene. Doppio errore scandaloso. No vabbè, incredibile. Incredibile. Momento più difficile della carriera del Kuma, qui su All Tennis. Love 15. Momento catartico. Adesso mi allenerò un po' però senza giocare. In caso sul secondo anno sarà un po' così, però a sto punto non posso fare ste figure. Dai cazzo, di rabbia. Di rabbia e di cuore. The server is challenging the call on the right far side. Vediamo. The ball was called in. Succhiamela, The succhiamela. server has 2 challenges remaining. Succhiamelo Love 14. Araujo, succhiamelo Araujo, succhiamelo Ara. Dai, contro Breck ti pre... No, che si è inventato Ara. 15-14. Che si è inventato Ara. Megoglioni Ara, megoglioni. Secondo errore di veneziano. 30-14. Terza palla Breck, vediamo se riesco a sbagliare anche questa. Dai, vabbè, incredibile, sbagliamo anche questa. Yahoo! Peggio di così non poteva andare sul terzo set, sto inizio di terzo set, 1-0 per lui e spreco 3 palle Breck.
che culo. Speriamo sia un segno questo. Speriamo sia un segno, l'unica cosa che posso dire. Questa è una grande risposta, ti prego non sbagliarla. Buono, 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 buono. Speriamo sia un segno. Alla quarta palla break 1-1. Anche questo è buono, delizioso. Fuori. 15 love. Siamo ancora vivi. Siamo ancora fottutamente vivi. Buono questo. Mi apro il campo, deliziosamente buono, ma incredibile. Qua veramente Araujo ha fatto una cosa senza un senso logico. Buono. Non è finita. Qui in Italia. Buonissimo anche questo, delizioso, grandissimo come. 40-15. Manca solo l'Ace che non arriva da 30 anni. Questi sono gli errori che non concepisco. 40-30. Bello. Mamma mia. Ridicolo. Ridicoli sti errori però, scusate, ma... E dopo Araujo si inventa i capolavori. Advantage. Da 40-0. Incredibile 2-1 di nuovo breakpoint di Araujo. Sembra proprio che non posso vincere neanche una partita oggi. Che fatica. Fatica immensa. Non puoi sbagliare, no, è inaccettabile sti errori però. 15 love. Inaccettabile. O inaccettabile. A un passo dalla vittoria Araujo. Disastro assoluto per Veneziano. Il momento più difficile della carriera del Comendone. Non ne va una, triplo match point. Finisce qua anche questa. Dovrò rivedere tante cose anche negli allenamenti perché siamo messi male. Molto male, molto, molto male. Niente, non me ne va una, non me ne va una. Qua Veneziano cerca almeno... Il pubblico italiano è veramente distrutto, si aspettava un'altra prestazione da Veneziano. Buon punto, ma che serve a poco, punti tifosi, applaudono. Qui a Francavilla. Due match point adesso, primo annullato da Veneziano. Secondo annullato. Ma stiamo zitti. Paul, tensione per Araujo. Triplo match point annullato, speriamo sia un segno. Incredibile quello che è successo.
Tensione per Araujo che sbaglia ancora. Incredibile, veneziano la mette dentro. Può fare un break incredibile. E ancora errore di Araujo che non c'è più. E veneziano incredibilmente salva 3 match point. Veramente incredibile. Vediamo che, speriamo nella ribaltata. E finalmente arriva un ace dopo 3 anni, 2 mesi e 15 giorni arriva un ace. Qua fortunato Araujo. Ecco un bravo uomo Araujo comunque, un bravo padre di 12 figli. Delizioso! Sì. Mamma, come la stiamo ribaltando non so come. E ancora grandissimo, Araujo sembra andato. Araujo sembra finito. Oh, ritorna la macchinetta impazzita. Calma. Era finita, cazzo. Come è abituato a fare le rimonte, il pubblico italiano sembra di nuovo in festa. Adesso il veneziano la mette. Dai che andiamo al secondo turno. Bruttissimo questo turno. Siamo a 3 punti dal secondo turno. Ma io la... 22 errori gratuiti, scandaloso. Araujo chiaramente tenta il tutto per tutto il piccolo Ara. Dai, come non puoi sbagliarla, invece la sbaglia Araujo. Cagata araugiana. Ottima risposta. Smorzata perfetta. Ed ennesimo errore, Fioi. Match point, bene. Ne ha sbagliati 3 Araujo. Questo è un gran colpo. La può chiudere, è veneziano un po' paura. E Araujo ne approfitta. Match point annullato di Araujo. Ennesimo di Araujo, secondo match point. Oh. Vai che vogliamo andare a casa. Anche qua veneziano un po' di paura. Questo è un bel colpo, la può chiudere, la può chiudere! Non molla Ara. E veneziano, scordinatissimo, spreca anche lui, 3 match point. Mamma mia, ci sprechiamo anche noi 3 match point però e non la chiudiamo, è pericoloso. Incredibile sta partita. Poteva essere nostra. Anzi, sbaglio di cuore. Ci giochiamo tutto al tie break. E non ci voleva. 3 match point sprecati da entrambi i giocatori. Adesso il Cume ha paura.
Adesso l'inerzia è tutta a favore di Araujo. 1-0, very safe. L'inerzia per Araujo, ma il veneziano nel tie break ha una bella media. L'appoggia male però. Come spreca tantissimo, mamma mia se spreca. Questo può essere una bella possibilità. Oh, bravissimo Kuma, eccezionale. Dai, mini break. Dopo 2 set veloci il terzo è veramente immenso. Mia, yes. Veneziano al tie break è veramente micidiale. Wow, grandissimo Kuma. Ci stiamo giocando tantissimo adesso. Delizioso. Sublime. Perfetto. 5-0. Non vede palo nel tie break. In Italia non vado a fare il primo turno, non esiste. Prendila! Come la salva! Adesso va tutto bene a veneziano. E la chiude da fenomeno. 200.000 match point. E anche auto di seconda. Araujo è veramente crollato nel tie break. Ciao. Veneziano finalmente vince un match e va al secondo turno di Francavilla. Ok. Adesso vediamo chi incontriamo e poi ci salutiamo perché il Cume è abbastanza distrutto. Un Cume provato quello di oggi. Vediamo. Stiamo giocando contro lo spagnolo Christiansen, raga, sotto il comandante veneziano. Ciao!